La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG di Prealpina.it. In apertura la rivoluzione viabilistica all'ingresso di Varese che di fatto è diventata realtà. Largo Flaiano ha cambiato volto, aperta oggi la maxi rotonda che dovrebbe decongestionare il traffico in entrata e in uscita verso l'autostrada. Saranno settimane di monitoraggi e accorgimenti, quelle a venire per perfezionare il nuovo assetto in vista dell'inaugurazione ufficiale che avverrà nei prossimi mesi. Subito le parole del sindaco Davide Galimberti. Indubbiamente un'opera attesa da tantissimo tempo che ha l'obiettivo di rendere più fluido il traffico in una zona, direi la zona più importante dal punto di vista viabilistico dell'intera città, e soprattutto in una zona molto complicata dal punto di vista urbanistico perché è molto urbanizzata, con 8 strade che si affacciano sul comparto, una ferrovia, e quindi l'obiettivo non era semplice. Questa è stata una collaborazione istituzionale importante tra lo Stato, la Regione e il Comune che ha fatto da regia, e nei prossimi mesi monitoreremo con attenzione le nuove abitudini dei varesini e ovviamente pronti ad assumere eventuali accorgimenti. E restiamo a parlare dell'apertura della maxi rotonda di Largo Flaiano. Il comandante della Polizia Locale, Claudio Vegetti, spiega come funziona ora la viabilità nella zona rivoluzionata e preannuncia un periodo di monitoraggio per capire gli accorgimenti che saranno necessari. Lo ha intervistato Barbara Zanetti. Sul Largo Flaiano noi siamo abituati a vedere il doppio senso di marcia, diciamo così, proprio sul largo vero e proprio, il vecchio Largo Flaiano. Ora, poi magari con le immagini le facciamo vedere, non sarà più così. Negli anelli rotatori, sono indicazioni ministeriali, c'è un anello di scorrimento che è monodirezionale, però il traffico poi là dove dà le possibilità si può accodare nelle direzioni consigliate. Quindi permetterà comunque in maniera agevole, cioè solo di abituarsi alla nuova viabilità, e poi faremo poi anche la realizzazione delle banchine che sono provvisorie, saranno definitive anche in base anche alla verifica dei flussi, dei movimenti anche dei bus che devono passare, del mezzo pesante, che comunque interesserà l'articolazione di questo rotatorio. Rimarrà il semaforo in via Santimerio, giusto? A livello progettuale c'è ancora Santimerio e Magenta, in questa fase non c'è ancora, quindi è stata fatta una riduzione ad un'unica corsia e vedremo un attimo i flussi come si aggiustano. Poi ci sono anche le regolamentazioni che faremo da parte di impianti semaforici che sono vicini, che quindi stiamo cercando anche di riprogrammare in modo tale da avere i tempi sulla nuova viabilità. La cronaca giudiziaria e la strage familiare a Samarate. Oggi la Corte d'Appello di Milano ha condannato all'ergastolo Alessandro Maia, confermando la sentenza di primo grado. Il servizio di Luca Testoni. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha oggi confermato la condanna all'ergastolo per Alessandro Maia, l'interior designer che il 4 maggio 2022 ha ucciso la moglie Stefania Pivetta e la figlia Giulia nella villetta di famiglia a Samarate, riducendo in fin di vita il figlio Nicolò, unico sopravvissuto. I giudici hanno respinto la richiesta di una nuova perizia psichiatrica avanzata dall'avvocato Gino Colombo, difensore dell'uomo, che in primo grado era stato ritenuto capace di intendere e di volere. Istanza alla quale si è opposta la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni, che ha chiesto di confermare la pena all'ergastolo stabilita in primo grado dalla Corte d'Assise di Busto Arsizio. Le vittime, ha ripercorso in aula il magistrato, sono state aggredite nel sonno, al buio, da una persona che ritenevano in grado di dare loro protezione. L'imputato, presente in aula prima della discussione delle parti, ha reso spontanee dichiarazioni. «Adoravo la mia famiglia», ha detto con voce sommessa, come impastata leggendo uno scritto autografo. «Ho agito a seguito di un mio grave squilibrio emotivo e per questo ho cancellato la mia famiglia. Ora mi aspetto una pena adeguata. Non riuscirò mai a perdonarmi fino all'ultimo dei miei giorni. Confido nel perdono di Gesù, determinato dal mio pentimento». Non ha presenziato l'udienza Nicolò Maia, tuttora ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese, dove lo scorso 2 febbraio è stato sottoposto a un intervento di neurochirurgia per l'applicazione di una protesi cranica. Accanto all'avvocato Stefano Bettinelli c'era Giulio Pivetta, anch'esso parte offesa nel processo, unitamente alla moglie Ines Lusto e al figlio Mirko. Ci occupiamo ora del delitto di Malnate. Oggi a Varese l'accusa ha chiesto l'ergastolo per Sergio Domenichini. Paolo Grosso.
Omicidio di Malnate del 22 luglio 2022. Questa mattina il pubblico ministero Valeria Annazzini ha chiesto la condanna all'ergastolo per Sergio Domenichini, ritenuto responsabile dell'assassinio della pensionata Carmela Fabozzi, 73 anni, e della rapina dei suoi gioielli. Davanti alla Corte d'Assise presieduta da Cesare Tacconi, la rappresentante della pubblica accusa ha parlato per circa 2 ore, ricostruendo minuziosamente l'indagine del nucleo investigativo dei Carabinieri di Varese e del RIS di Parma. Domenichini delinque da 4 decenni in maniera ininterrotta, ha detto la PM, e l'omicidio rappresenta l'apice di una escalation di violenza iniziata con rapine in cui le vittime, sempre soggetti fragili, sono state avvelenate. L'accusa contesta all'imputato, tra l'altro, l'aggravante dei motivi abietti e futili, perché Domenichini, uccidendo Fabozzi, voleva fare cassa per andare in vacanza. Gli avvocati di parte civile, Andrea Boni e Rachele Bianchi, hanno chiesto un risarcimento di 300.000 euro per il figlio della vittima e di 120.000 euro per la nipote. Il difensore di Domenichini, l'avvocato Francesca Cerri, ha chiesto l'assoluzione. Sentenza il 28 febbraio. Ed occupandoci ancora dell'omicidio di Carmela Fabozzi, ascoltiamo ora le parole dell'avvocato della difesa che invece chiede l'assoluzione di Domenichini. Domenichini ritiene di non aver commesso il fatto, dice di non aver commesso il fatto, dice di essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. E quindi questa è stata la linea difensiva, facendo riferimento chiaramente al fatto che il Domenichini non è un segreto, è una delinquente, e l'avete sentito, ormai noto, ci sono 8 pagine di precedenti penali. Come ho detto, Domenichini è un ladro, è stato un ladro, è stato un truffatore di cui è stato, perché ora è in carcere, quindi con un fine pena ad oggi al 2034. È stato queste cose, ma non un assassino. Fiamme e paura oggi a Saronno, un'abitazione è stata divorata dal fuoco, 7 persone sono rimaste intossicate. Il servizio è stato realizzato da Gianluigi Saibene con immagini Blitz. Si sono vissuti momenti di paura questa mattina nel centro città a Saronno, in una palazzina di via Padremonti, per un incendio improvvisamente scoppiato attorno alle 11 in un appartamento al primo piano, che ha provocato danni e problemi anche ad uno degli alloggi al secondo, reso anche questo inagibile. Nel giro di poco tempo sono arrivati sul posto 4 mezzi dei vigili del fuoco, assieme ad altrettante ambulanze della Croce Azzurra di Rovellasca e della Croce Rossa di Saronno. Sono 7 i residenti rimasti intossicati, subito soccorsi sia dai vicini di casa che da alcuni passanti. Si è reso necessario persino l'intervento del soccorso dell'ospedale di Guarda di Milano. Un anziano è infatti rimasto anche ustionato. A tenere d'occhio la situazione sia la polizia locale che i carabinieri. A verificare l'accaduto sono poi giunti sul posto il sindaco Augusto Eroldi assieme ai funzionari e ai tecnici comunali. Folla e commozione oggi a Morazzone per i funerali dell'imprenditore Marco Ferrari morto sugli sci a Chamonix. Il servizio è stato realizzato da Nicola Antonello. Ha percorso migliaia di chilometri sulle sue amate montagne, ma ha anche camminato sui sentieri della solidarietà e dell'amore per il prossimo. Marco Ferrari non era solo un mecenate, ma toccava con mano le ferite degli altri. Lo ha ricordato padre Francesco Paolo Biondolillo, che ha celebrato i funerali dell'imprenditore 54enne morto nei giorni scorsi sulle Alpi di Chamonix. Le esequie si sono celebrate stamattina a Morazzone, nella chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio. Oltre a tantissime persone che si sono strette attorno alla famiglia, a officiare la cerimonia c'era il responsabile della Casa del Sorriso di Palermo, che ospita minori in difficoltà. Per anni Ferrari li ha aiutati con donazioni e con un legame di amicizia. Per questo padre Biondolillo, utilizzando una frase di Picasso, ha paragonato il defunto a un pittore che trasforma una macchia gialla nel sole, un sole che ora è al cospetto della luce di Dio. Ora ci spostiamo nell'Alto Milanese, operazione dei Carabinieri nei boschi della droga, il servizio di Luigi Crespi.
Ed ora andiamo a scoprire insieme al direttore Silvestro Pascarella alcune delle anticipazioni sui tanti temi offerti dalla Prealpina domani in edicola. Domani sul giornale ci concentriamo sull'apertura della maxi rotatoria di Largo Flaiano a Varese con un bel giro sul campo, con le interviste, con la cronologia di quest'opera e con tutto quello che può servire per capire come riuscire a non perdersi dentro la nuova viabilità di Varese. Poi abbiamo negli spettacoli l'intervista a Federico Buffa, che arriva a Teatro a Varese e racconta le storie dei campioni, per esempio di Diego Armando Maradona e di Omar Sivori. Con il giornale domani ci sarà anche Settimanale Oltre, si parla di viaggi, c'è Voglia di evasione. E nello sport abbiamo il grande Tete Martinenghi ai mondiali di Doha e invece nella cronaca la conferma in appello dell'ergastolo ad Alessandro Maia che uccise la famiglia Samarate. Bene, è tutto, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento con il TG di Prealpina.it si rinnova domani alle 19. Buona serata.